Una catastrofe per immagini, quelle della devastazione causata dall'alluvione che ha colpito la regione del Nord Rhine-Westfalen, a nord della Germania, che ad ora ha causato un centinaio di morti, oltre 1300 dispersi. Quella del Nord Reno-Westfalia, la regione di Dortmund ed Essen, di Düsseldorf e Wuppertal, la città dove a ogni angolo si trovano le attività dei masti gelatai partiti dalla vallata Zoldana sin dai primi del Novecento. In queste ore c'è forte preoccupazione nel bellunese per le sorti dei nostri concittadini, anche a causa delle comunicazioni difficili, come ci ha confermato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. So di per certo che abbiamo un nostro concittadino che ha avuto la gelateria completamente distrutta, peraltro ho messo anche delle immagini dove si dice chiaramente l'intensità del danno, la gelateria è completamente distrutta. Fortunatamente loro erano ai piani superiori e sono stati trasferiti e non corrono alcun rischio. Ieri una colonna dei Vigili del Fuoco è partita dal Veneto per contribuire alle operazioni di soccorso, mentre le squadre di protezione civile sono allertate e pronte per raggiungere i luoghi del disastro. Sono accaduti fatti gravi, una strage, dice il presidente della regione Luca Zaia. La mia vicinanza al popolo tedesco e mi permette di dire alla nostra comunità veneta che è lì. Mi ha mandato un filmato della sua gelateria Fausto Bortolot, che è lo storico ex presidente dell'Unitais, danno lavoro a 22.000 persone, i gelatieri di Germania. La sua gelateria aveva penso 1,70 m, 1,80 m di acqua. Noi abbiamo gelatieri praticamente in tutta la Germania, non solo, ogni città ha almeno una gelateria, quindi era quasi inevitabile che qualcuno di noi fosse colpito. Diciamo che la speranza appunto è quella innanzitutto che non ci siano feriti tra le persone che non abbiamo sentito, e questo pare essere così, poi dopo i danni si sistemano. L'Associazione Bellunesi nel Mondo è in contatto con le comunità bellunesi colpite dall'alluvione, non solo in Germania ma anche in Belgio, Lussemburgo e Olanda. La nostra gente è tenace e supererà anche questa tragedia, scrive il presidente Oscar De Bona. È il tema dei cambiamenti climatici, è un tema del rispetto dell'ambiente e anche il tema dei corsi e ricorsi storici. Ringrazio i Vigili del Fuoco, li vediamo qui in queste immagini che sono partiti per la Germania, un po' tutti i volontari della protezione civile, tutti coloro che si danno da fare. Ovvio che la Germania adesso è in ginocchio.